L'Arma celebra la sua santa patrona messa nella chiesa di San Calogero ad Agrigento. Società Consortile Idrica, ieri una seduta urgente per parlare delle emergenze, prima fra tutte quella economica. Grido d'allarme degli architetti di Agrigento, sono prevalse le politiche della cementificazione eccessiva in barba al rispetto dell'ambiente. Calcio, domani derby, Acragas, Canicattì, basket, la Fortitudo in trasferta a Reggio Calabria, volley, la SEAP in casa, affronta il Brescia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'Arma festeggia la Virgo Fidelis, patrona di tutti i carabinieri, messa stamani nella chiesa di San Calogero ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. In occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, la santa patrona dell'Arma dei Carabinieri, è stata celebrata oggi una santa messa officiata da Don Salvatore Falzone, cappellano militare dell'Arma dei Carabinieri della Legione Sicilia, concelebrata da Don Angelo Cerenzia, nuovo parroco del santuario di San Calogero ad Agrigento. La cerimonia si inserisce anche l'80° anniversario della battaglia di Kulkwber e la celebrazione della giornata dell'orfano costituisce un momento di meditazione spirituale per le donne e gli uomini in uniforme della Benemerita. Per quel fatto d'armi alla bandiera dell'Arma fu conferita la seconda medaglia d'oro al valor militare. Oggi celebriamo la nostra patrona, la protettrice di 117.000 carabinieri e in particolare qui in provincia di 1.000 donne e uomini che si occupano del bene comune e che fanno parte di quella che il nostro prefetto ama descrivere come la squadra dello Stato, a protezione dei più deboli, a protezione di chi non ha voce e a tutela del bene. Mi piace oggi ringraziare i nostri concittadini per quello che fanno, standoci vicini, dandoci la forza, spronandoci a fare sempre di più e in questo momento voglio anche dargli una garanzia. L'Arma dei Carabinieri è l'arma della gente, è la vostra arma. Grazie. Oggi si ricordano anche gli orfani. E anche la giornata dell'orfano. Purtroppo l'Arma anche quest'anno ha avuto tantissimi caduti e abbiamo lasciato tante vedove e tantissimi orfani, però l'Arma è anche una grande famiglia, una famiglia che non dimentica, una famiglia che tiene a cuore tutti i suoi figli. Alla celebrazione hanno anche partecipato le autorità provinciali, tra cui il prefetto di Agrigento, Rita Cocciufa, unitamente ai carabinieri in servizio, in congedo, alle loro famiglie e ai parenti delle vittime del dovere. L'occasione è anche servita al nuovo rettore del santuario di San Calogero, Don Angelo Cerenzia, a porgere il saluto dei benvenuti ai presenti, ricordando anche la figura del beato Rosario Livatino. Quale nuovo rettore del santuario di San Calogero, con la gioia di rivolgere il più cordiale saluto alle autorità che siete presenti e a quanti siete venuti nell'annuale ricordo della patrona dell'Arma dei Carabinieri, la Virgo Fidelis. Quest'anno la fedeltà ci è stata mostrata col suo marchio di sangue attraverso la beatificazione del giudice Livatino. Un invito per tutti noi a sentire la fedeltà ai valori, al dovere come principale primaria della nostra vita a tutti i livelli. In questa preghiera, in questa liturgia chiediamo questo dono di essere fedeli. E poi siete qui nel santuario di San Calogero, siamo qui contrariamente all'abitudine che vi vedevano e ci vedevano nella Basilica dell'Immacolata anche per i motivi delle restrizioni che ben conosciamo. San Calogero ci parla di bellezza, come il martire latino ci parla di fedeltà. Calogero, quel vecchio, era così chiamato non perché fosse bello esteriormente, non abbiamo memoria di questo, ma per la bellezza della sua vita dedicata a fare belle le cose, con la carità, l'amore, per creare un mondo più bello e più vero. Ci affidiamo anche a lui in questa celebrazione. Il mio saluto è anche questo augurio, perché possiamo tutti essere fedeli e anche impegnati nel rendere più bello, più armonico, più nobile il mondo in cui viviamo. Questi auguri li consegno al Salvatore, perché insieme ai sacerdoti che siamo presenti diventano adesso preghiera a tutti voi. Società Consortile Idrica, ieri una seduta urgente di AICA per parlare delle tante emergenze, prima fra tutte quella economica. Vediamo. Presidente, ecco oggi una riunione con i vari comuni del CDA dell'AICA
per evidenziare alcune problematiche importanti per il futuro stesso della società e anche per la salvaguardia dei diritti dei cittadini. Sì, l'Assemblea è stata convocata in via d'urgenza per discutere di quelle che sono le problematiche di AICA. Innanzitutto il primo aspetto che viene discusso è quello dell'affitto del ramo di azienda che è stato fatto alla curatela fallimentare. Vi è stato un rinnovo per 3 mesi, però chiaramente dopo i 3 mesi AICA dobbiamo fare di tutto per essere indipendenti e quindi per chiudere questo rapporto con la curatela fallimentare ed essere totalmente autonomi. Il punto in realtà più importante all'ordine del giorno è senza dubbio rappresentato dalla criticità finanziaria. È chiaro che continuiamo ad avere forti problematiche in materia di liquidità, quindi ancorché l'azienda cominci a funzionare bene, ad operare sicuramente nel rispetto di criteri economici, però dal punto di vista finanziario abbiamo fortissime criticità e quindi oggi i soci devono affrontare questo problema e soprattutto ci aspettiamo a breve delle soluzioni come dire, anche esterne. Vi è stata una modifica, un emendamento all'ARS dell'attuale legge che prevede la famosa erogazione straordinaria di 10 milioni di euro, però ad oggi nessun centesimo è arrivato nelle casse di AICA e quindi anche questo ulteriore problema deve essere assolutamente affrontato e risolto. Poi altri temi di particolare rilevanza, dobbiamo trovare una nuova sede, quindi a breve, quindi oggi si discuterà anche della possibilità di individuare una nuova sede. Le problematiche relative al Consorzio Tre Sorgenti, non riesco a comprendere perché il Consorzio Tre Sorgenti continua a non cedere le reti nonostante ci siano delle sentenze che obbligano il Tre Sorgenti a cedere le reti, quindi come presidente di AICA ma come sindaco anche socio del Consorzio Tre Sorgenti continuo a non capire queste resistenze da parte del Consorzio a cedere le reti e quindi a rispettare non solo la legge ma anche una sentenza. Quindi un'assemblea importante che dà voce a tutti i sindaci e che speriamo si concluda con delle risposte ai diversi interrogativi che in questo momento caratterizzano la nostra azienda. Presidente, ecco, spesso ci arrivano in redazione numerose telefonate che manca una interlocuzione circa eventuali rotture, perdite, insomma mancanza di servizi. Come pensate di ovviare a questa, diciamo, defiance? Ma sicuramente ci sono tante rotture e confermo che al momento diversi interventi di manutenzione devono essere effettuati. In realtà lo sportello di AICA è sempre aperto, quindi le segnalazioni possono essere fatte direttamente ad AICA, però io ritengo che ciascun comune, quindi anche noi sindaci, insieme ai nostri uffici tecnici, dobbiamo interfacciarci con l'utenza. Ad esempio nella mia cittadina come siamo anche noi che cerchiamo di raccogliere diverse segnalazioni e quindi programmare degli interventi insieme ad AICA. Voglio rappresentare che AICA ha sottoscritto delle convenzioni con i comuni, quindi i comuni possono operare nelle more di una totale efficienza di AICA, possono operare direttamente individuando ad esempio un'impresa e poi sarà AICA a rimborsare i costi di questi interventi, quindi questa potrebbe essere una prima soluzione. Però devo dire che la maggior parte delle difficoltà sono legate al fatto che molte imprese si rifiutano di lavorare con AICA perché sono creditrici dell'ex Girgenti Acqua e quindi riusciamo a trovare imprese, ditte che effettuano anche spurghi, abbiamo questo tipo di problema. Purtroppo questa società sta scontando tantissimi problemi che sono legati alla gestione precedente di cui tutti conoscete la genesi e la fine, se fine c'è stata in realtà. Il problema dell'incasso delle bollette, anche questo è un tema insomma, che spesso viene portato avanti. Avete, diciamo, chiarito questa vicenda perché spesso la gente vuole pagare ma non può pagare? No, questo è un problema già risolto. La prima bolletta in acconto che è stata inviata a tutti i cittadini è stata già pagata al 70% degli agrigentini, quindi abbiamo al momento un coefficiente di riscossione del 70% che è relativo alla prima bolletta, quindi ritengo che c'è stata un'importante risposta dei cittadini. Peraltro
insieme alla prima bolletta di AICA è arrivato anche il saldo della curatela fallimentare che ha mandato delle bollette, quindi diciamo, la risposta dei cittadini c'è stata e quindi ci aspettiamo che sul secondo invio, adesso diciamo, le bollette verranno inviate agli utenti secondo quanto previste, secondo la periodicità prevista dall'ARERA, quindi già ci aspettiamo che dalla prossima bolletta si raggiunga un coefficiente di riscossione dell'80-85% per arrivare poi entro la fine dell'anno, speriamo, a dei coefficienti vicini al 100%, quindi devo dire che la gente al momento sta rispondendo bene, però dico, i soldi delle bollette delle utenze al momento non sono bastevoli, ecco perché era necessario quell'intervento, quell'erogazione straordinaria della Regione Siciliana. Con gli stipendi siete in linea? Gli stipendi sono stati pagati al momento, gli stipendi di settembre e ottobre. Io direi che possiamo dire che siamo in linea, perché ricordiamoci che è un'azienda che è nata dal nulla. Altre realtà similari, i primi stipendi vengono pagati dopo 7-8 mesi, quindi il fatto che già siano stati assicurati 2 mesi di stipendio penso che sia un segnale importante. Poi è chiaro che prima o poi gli stipendi debbano essere pagati, come è giusto che sia, ai lavoratori regolarmente, però al momento siamo riusciti non solo ad assicurare un servizio al cittadino, perché ricordiamoci che se non avessimo fatto AICA si rischiava che saltasse il servizio idrico integrato, ma al momento abbiamo anche dato la possibilità ai lavoratori di continuare a lavorare. Quindi direi che dei ritardi negli stipendi al momento sono accettabili tutto sommato, visto che abbiamo salvato per il momento questi posti di lavoro. Emergenza idrogeologica, l'Ordine degli Architetti di Agrigento lancia il grido d'allarme. Vediamo. Sull'emergenza idrogeologica un grido di allarme viene lanciato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento. È necessaria una pronta inversione di tendenza nella gestione del territorio, altrimenti i disastri idrogeologici si ripeteranno sempre più frequentemente e con forza crescente. Questo quanto detto dal presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola. Nel corso degli anni 50, ha affermato il presidente dell'Ordine, sono prevalse le politiche della cementificazione eccessiva in barba alle regole più elementari per il rispetto dell'ambiente, politiche che hanno incrementato a dismisura le zone di espansione delle nostre città e contestualmente hanno svuotato i nostri centri storici. La cementificazione negli anni 60 e 70 ha interessato zone a rischio idrogeologico, con il risultato che oggi l'ambiente tende a riprendersi quello che l'uomo gli ha sottratto nel tempo per ripristinare gli equilibri dell'ecosistema. Tutto ciò determina per Rino Lamendola nuove condizioni di fragilità del nostro territorio, producendo disastri idrogeologici e notevoli rischi per la pubblica incolumità. Come abbiamo avuto modo di constatare recentemente, il nostro territorio provinciale è afflitto da gravi condizioni di emergenza idrogeologica, e questo per effetto delle politiche di governo del territorio adottate negli ultimi 50 anni, politiche che hanno puntato a una eccessiva espansione edilizia, svuotando al tempo stesso i nostri centri storici. Peraltro la cementificazione selvaggia, specie negli anni 60-70, ha interessato versanti sensibili dal punto di vista idrogeologico, e ciò ha provocato oggi una reazione dell'ambiente che tende a riprendersi tutto quello che l'uomo gli ha tolto nel tempo. Oggi più che mai sentiamo bisogno di invertire la tendenza adottando nuove politiche di gestione del territorio che puntino sulla riduzione del consumo di suolo, sulla manutenzione programmatica dei corsi d'acqua, delle pulizie dei corsi d'acqua, sulla rigenerazione urbana sostenibile. E devo dire che gli strumenti ci sono oggi per poter attuare queste politiche. Faccio l'esempio del testo unificato dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana, testo unificato già incardinato lo scorso 9 novembre in Senato. È un testo di legge molto importante perché prevede
istituisce un fondo speciale per la rigenerazione urbana per un importo complessivo di 10 miliardi di euro da spendere dal 2021 al 2040, prevede anche che la rigenerazione urbana possa essere attivata da promotori privati che possono presentare i loro progetti al comune, che poi ne vaglierà l'ammissibilità in relazione alla programmazione per la rigenerazione urbana. È previsto anche un incremento in cubatura, 20% della cubatura, quindi sono incentivi per chi investe nel recupero della propria casa, quindi nelle politiche di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente. Ci auguriamo che la politica comprenda che la materia del rispetto dell'ambiente, della rigenerazione urbana sono materie improcrastinabili e quindi ci attendiamo una risposta concreta nel più breve tempo possibile con l'approvazione di questa legge. A Messina gli imbarchi per il traghetto La Guardia di Finanza ha bloccato un'automobile Fiat Punto in marcia a velocità verso l'uscita della zona, e ciò insospettite militari che hanno perquisito l'auto e hanno rinvenuto un involucro contenente 1,260 kg di cocaina. Il conducente del mezzo, Antonino Ingrao, 35 anni, di Agrigento, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto i domiciliari in attesa del processo per direttissima il prossimo 26 gennaio. C'è il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina nei giorni scorsi hanno sequestrato 1,260 kg di cocaina e tratto in arresto un soggetto che trasportava la sostanza stupefacente all'interno del proprio autoveicolo di rientro in Sicilia. L'operazione conclusa dalle Fiamme Gialle del gruppo di Messina si inserisce nel quadro di intensificazione del dispositivo di contrasto al traffico di stupefacenti sull'intero territorio provinciale, con una particolare attenzione agli imbarchi dei traghetti privati che collegano la Sicilia con la Calabria. I finanzieri hanno individuato agli imbarcaderi un automobilista che, con manovre repentine, evidentemente rilevava la presenza del posto di controllo e tentava di guadagnare con fretta sospetta l'uscita dall'area portuale. Gli anomali comportamenti del conducente e gli evidenti segni di nervosismo portavano i finanzieri ad approfondire il controllo, anche avvalendosi del fiuto dei cani antidroga. Durante la perquisizione, in un involucro di cellophane, sigillato con nastro da imballaggio, cosparso di una sostanza profumata, abilmente occultato nel vano sottostante il sedile posteriore del mezzo, è stato rinvenuto un panetto di cocaina del peso di 1,260 kg. Il corriere della droga, un uomo di origine agrigentina, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della competente Procura della Repubblica di Messina. La cocaina sequestrata, avente un elevato grado di purezza, avrebbe consentito il confezionamento di circa 3.000 dosi, la cui vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 120.000 euro. A riprova della rilevanza del territorio provinciale quale luogo di transito e significativo consumo di sostanze stupefacenti, vi è stato, all'inizio dell'anno, l'importante rinvenimento di narcotico sulle spiagge del litorale di Torrenova, per oltre 30 kg di hashish, che avrebbe potuto fruttare sul mercato fino a 300.000 euro. Ancora alla fine del mese di agosto scorso sull'isola di Lipari, nel corso di ordinari servizi di controllo economico del territorio eoliano, i finanzieri della tenenza di Lipari rinvenivano un totale di 2,4 kg di hashish. La droga sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 30.000 euro. Le citate attività sono solo alcune delle tante portate a termine dai finanzieri nel corso dell'anno 2021. I reparti della Guardia di Finanza Peloritana, alla data odierna, hanno tratto in arresto 41 soggetti in flagranza di reato e segnalato alle varie competenti autorità giudiziarie 149 persone, sottoponendo a sequestro circa 120 kg di hashish, cocaina e altre sostanze stupefacenti. Il leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è stata a Palermo per presentare il suo libro Io sono Giorgio e nell'occasione si è soffermata anche sulle elezioni regionali in Sicilia nell'autunno 2022, sulla scelta del candidato presidente della regione e sulle amministrative a Palermo. Vediamo.
Presidente, prima fila c'è il Presidente Musumeci, diventerà bellissima, ha proposto un patto federativo a Fratelli d'Italia, innanzitutto c'è la risposta e poi vi incontrerete? Ci incontreremo sicuramente, ci incontreremo oggi, non lo so perché i miei tempi sono un po' ristretti come vedete, sicuramente diventerà bellissima, ci sono molte affinità, noi governiamo insieme la regione, governiamo insieme diversi comuni, il resto si vedrà, bisogna parlarne ovviamente soprattutto con la classe dirigente di Fratelli d'Italia. La ricandidatura di Musumeci alla presidenza della regione è un punto per Fratelli d'Italia o avete altre idee, avete idee alternative? Ma guardi, io non intendo fare su questo fuga in avanti, penso che la coalizione si debba muovere compatta e non voglio dare in un momento nel quale invece ho come priorità dimostrare sempre la compattezza del centrodestra, alibi per eventuali discussioni, eventuali divisioni. Chiaramente il Presidente Musumeci è un Presidente uscente e gli uscenti hanno intanto il diritto pieno di riproporre la loro candidatura, quindi intanto bisogna capire che cosa vuole fare il Presidente Musumeci e poi bisognerà discuterne ovviamente con gli alleati della coalizione. Penso che sarebbe sbagliato in questo momento anche ai fini degli obiettivi che ciascuno di noi può avere, fare questa discussione sulla stampa invece di farla nelle sedi opportune. Nella Catania amministrata dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese c'è una fortissima tensione con la Lega. Guardi, ho parlato con Salvo Pogliese che mi pare in questa vicenda abbia molte volte dimostrato la sua attenzione anche verso i partiti nazionali del centrodestra, indipendentemente da quelli che erano i risultati che erano stati raggiunti sul territorio. Chiaramente Salvo sa quanto teniamo all'unità della coalizione, quindi è una dinamica locale, ne accadono molte, lavoriamo per ricomporla ovviamente, quindi io vedrò anche oggi Salvo Pogliese, ma mi pareva anche lui assolutamente disponibile come sempre è stato. Accanto a lei c'è Carolina Varchi che le indiscrezioni danno come possibile candidata ai Fratelli d'Italia a sindaco di Palermo. Carolina Varchi per noi è un'ottima scelta, è una persona capace, è una donna che ha fatto politica per tutta la vita, è una professionista stimata, è una persona che io conosco da moltissimi anni, è una donna onesta, volitiva, determinata, competente, è assolutamente un nome che dal nostro punto di vista potrebbe rompere con gli schemi del passato in una Palermo che ha qualche difficoltà delle volte a rinnovare, soprattutto sul piano dell'amministrazione comunale, come abbiamo visto col sindaco Orlando, e quindi sicuramente è una proposta che mettiamo in campo. Se ci fosse se ci fosse su questo la compattezza della coalizione saremmo molto contenti e per questo lavoreremo, se non ci fosse noi alle primarie siamo sempre disponibili. Nel 2023 ci sono le amministrative, come si sta organizzando? Fratelli d'Italia si sta organizzando come sempre, con la presenza sul territorio, il radicamento. Noi con questo siamo nati e cresciuti, non abbiamo grandi poteri che ci sostengono, non abbiamo la grande stampa che ci sostiene, non abbiamo molte risorse da spendere, abbiamo un esercito di migliaia e migliaia di militanti appassionati, di persone credibili che costruiscono ogni giorno la nostra proposta politica sul territorio. Vi ringrazio. L'avvocato Daniela Catalano, ex presidente del Consiglio Comunale di Agrigento e già candidata a sindaco in occasione delle amministrative dell'ottobre 2020, ha aderito a Fratelli d'Italia ed è stata nominata coordinatore del partito di Giorgia Meloni nella città di Agrigento. La stessa Catalano commenta con entusiasmo e convinzione: entro in Fratelli d'Italia, condivido appieno il progetto politico di una leader come Giorgia Meloni per la forza delle idee difese, per la coerenza, per il contatto raro e leale con le esigenze del cittadino. E il commissario provinciale di Fratelli d'Italia di Agrigento, Calogero Pisano, afferma: si tratta di un ingresso che porta ulteriore qualità al percorso di crescita del partito nella nostra provincia. Il Soroptimist International sostiene la campagna internazionale Orange the World, anche il club agrigentino in prima linea contro la violenza. Arturo Cantella. Oggi il club Soroptimist di Agrigento, con la nuova presidente, presenta il programma relativamente a Orange in the World, tante iniziative che si svolgeranno il 25 prossimo.
Orange the World segna 16 giorni di attivismo per il Sor Optimist relativi al tema della violenza sulle donne. Sarà un Orange the World particolare perché quest'anno abbiamo coinvolto ampi spaccati della società. Cominceremo il 25 alle 8:30 con un minuto di silenzio, un'iniziativa che coinvolge tutte le scuole della provincia, moltissime hanno dato adesione. Dopo un breve video del Sor Optimist faremo un minuto di silenzio. Poi alle 18 abbiamo previsto una messa presso la chiesa dell'Immacolata che riporterà un posto vuoto con un drappo rosso a significare chi non c'è più perché è vittima di violenza. Dopodiché ci recheremo a Porta di Ponte per deporre un mazzo di fiori sulla panchina rossa subito dopo aver declamato una poesia e recitato un monologo. Illuminiamo di arancione la città così come lo abbiamo fatto negli anni passati, ma quest'anno anche tanti comuni della provincia si sono uniti a questa nostra richiesta. Abbiamo trovato grande sensibilità in tanti comuni, da Aragona, Siculiana, Favara, ancora Montevago, Naro, solo per citarne alcuni, perché comunque le adesioni continuano a venire. Ancora le farmacie dell'Atifar Federfarma esporranno tutte, in tutta la provincia, una locandina riportante un fiocco arancione, il nostro logo e chiaramente il significato di Orange the World. Abbiamo coinvolto lo sport. La SEA Paragona il 27 giocherà indossando un nastro arancione. Abbiamo chiesto al Comune di Agrigento l'elaborazione di una bibliografia sui testi presenti all'interno della Biblioteca La Rocca che riportassero tematiche sulla violenza sulle donne, idea che è stata accettata e che è già in fase di elaborazione. Ancora le scuole in primo piano con un'altra iniziativa, Kindness, anche parole e frasi gentili sull'albero di Natale. Noi daremo alle scuole aderenti alcuni cartoncini con il nostro logo e i ragazzi dovranno scrivere delle parole e frasi gentili, perché riteniamo sia importante recuperare la necessità di dialoghi sereni, di recuperare la non aggressività, e lo faremo fino a Natale, perché l'albero a scuola resterà fino a Natale, ricongiungendoci a quelli che sono i valori del Natale. Chiuderemo le nostre iniziative il 10 di dicembre, giorno in cui si celebrano i diritti umani e il Sor Optimist Day, con il passaggio della campana. Presidente, voi avete deciso di appoggiare e supportare le iniziative del Sor Optimist attraverso le farmacie vostre associate. Lo facciamo con piacere, lo abbiamo sempre fatto. Le farmacie sono un porto sicuro per chi ha bisogno per la salute, ma anche per tutte quelle persone che hanno disagi e problemi di vario tipo. L'iniziativa di Sor Optimist è meritevole e quindi noi abbiamo di buon grado deciso di aiutarla. Luigi Costanzo in rappresentanza dell'Istituto Levi Montalcini, ma anche di tante altre scuole che hanno aderito a questa iniziativa del Sor Optimist. Sì, abbiamo aderito con estremo piacere a questa iniziativa del Sor Optimist. Noi il 25 celebreremo questa giornata sulla violenza contro le donne, proprio perché consapevoli che deve partire dalle scuole un messaggio molto forte e deciso contro ogni forma di violenza e soprattutto contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Cultura di impresa, innovazione e responsabilità sociale. Questo è il patrimonio che la piccola industria di Sicilia Industria ha trasferito oggi a studenti e insegnanti in occasione della 12ª edizione del Primi Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese. Vediamo. Cultura di impresa, innovazione e responsabilità sociale, questo è il patrimonio che la piccola industria di Sicilia Industria ha trasferito oggi a studenti e insegnanti in occasione della 12ª edizione del PM Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzate da Piccola Industria di Confindustria in collaborazione con le associazioni del sistema. Un'edizione che rispetto alle normative legate all'emergenza Covid ha mantenuto una doppia modalità di svolgimento in presenza e virtuale, con visite e incontri organizzati sulle varie piattaforme online.
500 gli studenti e 12 le imprese che hanno preso parte al PM Day di Sigindustria nelle varie province, tra cui la nostra Agrigento, Messina e Palermo. 35 allievi dell'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara hanno incontrato in collegamento da remoto la Di Stefano SRL, un'azienda specializzata nella realizzazione di prodotti per la ceracria. Altri 45 dell'Istituto Enrico Fermi di Aragona sono invece accolti in presenza dalla Telesicurezza Service di Canicattì, specializzata nella realizzazione e montaggio di sistemi integrati per la sicurezza ambientale. Per i nostri giovani, ha commentato la preside dell'ISC Fermi Elisa Casalicchio, è sempre una grande opportunità conoscere le realtà produttive del nostro territorio. Riprendiamo così un rapporto di collaborazione con Sigindustria che adesso ci ha visti protagonisti in remoto, ma che speriamo quanto prima di trasformare in visite aziendali in presenza. Dello stesso avviso anche la dirigente scolastica dell'Istituto Ambrosini, Milena Siracusa, e gli studenti che hanno espressamente chiesto di poter riprendere lo svolgimento dell'alternanza al fine di completare il percorso formativo già intrapreso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Oggi a Palermo, nell'aula bunker del Lucciardone, consegnata agli studenti delle scuole siciliane che hanno aderito al progetto per la legalità ambientale Un albero per il futuro. Le prime 100 piantine di falcone, piccoli esemplari riprodotti da diverse talee del famoso albero simbolo della lotta alla mafia che cresce nei pressi della casa del giudice Falcone assassinato nel 1992. Vediamo. Sono molto contenta di essere oggi qui con voi, anche se da lontano. La giornata di oggi in cui parliamo di talee dell'albero Falcone mi fa ritornare indietro di 30 anni, nei giorni immediatamente successivi a quel tremendo 23 maggio. Ricordo che proprio fu una mia cara amica che abitava a 2 portoni più avanti del Palazzo di Giovanni a portarmi un pomeriggio un bigliettino che aveva trovato sotto l'albero. Quell'albero che in pochi giorni era diventato il simbolo di una città risvegliata, di una città che voleva cambiare. Questo bigliettino diceva in sintesi che il sangue dei martiri che erano morti il 23 maggio sarebbe servito a creare la rivoluzione di Palermo. Ma quello che più mi impressionò fu la firma di quel bigliettino, che diceva appunto quanto era cambiata Palermo, perché quel bigliettino era firmato Uno di Ballarò. Io pensai immediatamente, se in un quartiere come Ballarò si rimetteva in discussione e parlava di rinnovamento della città, significava che la morte di Giovanni aveva creato l'input a questo cambiamento e che io avrei dovuto fare qualcosa. Proprio fu da quel biglietto che è nato il mio desiderio di creare la fondazione e via via tutta l'attività che abbiamo svolto in questi 30 anni. È bello oggi che ci sia questa manifestazione in cui l'albero ha dato la possibilità di creare nuovi alberelli che saranno dislocati in tante parti d'Italia e del mondo. Io ricordo di avere piantato addirittura un albero falcone in una lontana città della Spagna, vicino a Santiago de Compostela. Era una città che soffriva l'arrivo della droga che arrivava dall'Atlantico e voleva appunto creare nell'alberello il desiderio di cambiamento di quella città stessa. Ecco, io sono felice che quindi oggi questo albero si divida in tanti alberelli che potranno significare la rinascita civile di tante città.
Domani 21 novembre ricorre la giornata mondiale ONU del ricordo delle vittime della strada. Sui social la campagna Mi impegno per sensibilizzare quante più persone possibile sui corretti comportamenti da tenere quando si è in strada. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si svolgerà domani, domenica 21 novembre, su scala internazionale, la giornata mondiale in memoria delle vittime di strada. Un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno la terza domenica di novembre alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Ad Agrigento, l'ACE e la C Agrigento lanciano sui social la campagna Mi impegno. Salvare migliaia di vite si può, dipende da noi. Quando guido mi impegno a non guardare il telefono, a non correre anche se ho fretta, a non bere alcolici, allacciare cinture e seggiolini, fare attenzione ai ciclisti e ai pedoni. I testimoni scelti sono stati Massimiliano Rosolino, Antonella Palmisano, Ettore Bassi, Gianni Ippoliti, Linus, Maria Leitner, Gigi Misiferi, Antonio Giovinazzi e Vicky Peira. Per il presidente dell'Automobile Club Agrigento, Salvatore Bellanca, la soluzione c'è. Siamo noi, basta una parola, rispetto per noi stessi e per gli altri, per le regole. L'anno scorso in provincia di Agrigento si sono verificati 368 incidenti stradali, tra cui 7 persone hanno perso la vita e 566 sono rimaste ferite. In Italia si sono verificati 118.298 incidenti stradali, 2.395 persone hanno perso la vista e 159.249 sono rimaste ferite. Parliamo di 324 incidenti, 436 feriti e 6 morti e mezzo al giorno. I più colpiti sono i piccoli, tra i 5 e i 9 anni, 10 morti, il 150% in più rispetto al 2019, ma c'è un altro dato inquietante: i morti tra i 10 e i 14 anni sono aumentati di oltre il 35%, un bilancio drammatico e inaccettabile, con costi sociali che superano gli 11,6 miliardi di euro l'anno, pari allo 0,7% del prodotto interno lordo. Stato di emergenza per l'isola di Vulcano, forte incremento dell'emissione di gas tossici. Da lunedì la popolazione residente nella zona del porto non potrà dormire nelle proprie abitazioni. C'è il servizio. Il governo regionale ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per l'isola di Vulcano, allo scopo di attivare tutte le iniziative necessarie a garantire la risposta operativa sul territorio, la mitigazione dei rischi e l'assistenza alla popolazione colpita dal progredire dei fenomeni vulcanici nelle ultime settimane. Nell'isola eoliana vige il livello di allerta giallo, dichiarato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, e il sindaco di Lipari Marco Giorgiani ha annunciato un'ordinanza in cui vieta ai cittadini il pernottamento e la permanenza nella zona dell'area portuale dell'isola di Vulcano e in quelle adiacenti, a causa dei livelli di gas prodotti. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, costantemente informato dalla protezione civile regionale sulla situazione, alla luce degli ultimi aggiornamenti ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza. Nelle ultime ore infatti sull'isola si sta vivendo una situazione che appare totalmente inedita e che ha portato alla sistemazione alternativa per circa 250 persone residenti sull'isola eoliana. Ulteriore incremento dell'emissione di gas tossici registrata negli ultimi giorni dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dichiara il presidente della regione Nello Musumeci, richiede l'adozione di provvedimenti urgenti a scopo precauzionale, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, tra i quali il monitoraggio dei fenomeni e dei gas, l'interdizione delle aree a rischio e il possibile allontanamento della popolazione dalle proprie abitazioni. Il nostro governo è vicino alla collettività e si impegna a collaborare col sindaco e con tutte le strutture nazionali nella gestione dell'emergenza. Le massime istituzioni nazionali, regionali, l'INGV, l'ARPA garantiscono il monitoraggio della situazione che si conferma in forte evoluzione. Il Dipartimento di Protezione Civile, guidato da Salvo Cocina, ha chiesto l'innalzamento del livello di fase operativa da quella attuale di attenzione giallo a preallarme arancione e il potenziamento del monitoraggio dei gas letali. Calcio eccellenza, domani l'atteso derby Akragas Canicattì. Carmelo Lentini.
Continua a salire l'adrenalina in vista del match interprovinciale tra Akragas e Canicattì, in programma domenica prossima alle 14:30 allo Stadio Seneto. Biancazzurri e biancorossi da una settimana si stanno preparando per presentarsi al top al cospetto dei propri tifosi, i quali sognano ad occhi aperti una gara d'alto livello. Come spesso succede in questi momenti, i rispettivi misters Anastasi e Bonfatto non fanno proclami. Stanno lavorando in silenzio, ben consapevoli che il risultato finale dipenderà dalla condotta generale dei propri ragazzi e dalla voglia di fare bene. Purtroppo da parte acragantina mancherà per infortunio il centrocampista Salvatore Treppiedi, uscito malconcio dal match di domenica scorsa a Misilmeri. Il ragazzo canecattinese purosangue ci teneva moltissimo a giocare contro la squadra della sua città, ma dovrà osservare alcuni giorni di assoluto riposo. L'altro infortunato, il difensore Andrea Punzi, potrebbe essere invece arruolabile, ma la riserva verrà sciolta in occasione dell'ultimo lavoro di rifinitura. Intanto la società biancazzurra rende noto che è stata indetta per domenica 21 novembre la giornata biancazzurra, per cui non saranno validi gli abbonamenti. La prevendita dei biglietti è iniziata mercoledì scorso 17 novembre. I biglietti potranno essere acquistati dalle ore 15 alle ore 19:30, mentre da questo sabato dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 15 alle 19, sempre presso la segreteria dello Stadio Seneto. Inoltre è possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito Viva Ticket. Si prospetta dunque il pubblico delle grandi occasioni e le tribune del Seneto saranno affollate di colori biancazzurri e biancorossi. Questo derby è stato affidato a Nicolò Zammarchi di Cesena, mentre gli assistenti saranno Francesco Quattrotto e Alberto Fiore di Messina. Dunque il campionato di eccellenza Girone A si appresta a vivere una giornata importante ai fini dell'alta classifica. Chiaramente gli occhi sono tutti puntati sul match del Seneto, dove va in scena il derby Akragas-Canicattì, divisi da appena 3 punti. Ma ci sono altri scontri, il cui esito finale potrebbe lasciare il segno. Ci riferiamo a Enna Don Carlo Misilmeri, Paesana Parmettendo, oppure Nissa Castellammare che si gioca a Campofranco, e poi all'anticipo di fuoco di questo sabato tra Parma e Valle Mazzarese. Trasferta insidiosa invece per il Pro Favara, che cerca il riscatto sul campo del Mazzara, mentre per l'Unitas Sciacca un'eventuale vittoria con il CUS Palermo potrebbero proiettarla sempre più in alto. Ci sarà anche la presidente Sonia Giordano domenica all'Esseneto nel big match contro il Canicattì, una partita che promette spettacolo e tante emozioni. La presidente oggi ha incontrato la squadra che si allena a Fontanelle. Cosa ha detto ai ragazzi? Come li ha trovati i biancoazzurri? Intanto finalmente sono tornata dopo un mese e sono felice di essere qua. Ho trovato i ragazzi in formissima, carichi, pronti a questo grande big match, e sono sicura che daranno di loro il meglio. Sappiamo che incontriamo una squadra forte, un Canicattì, una squadra di tanto rispetto, quindi ovviamente la partita si fa poi nel campo, però sono convinta che i miei ragazzi non ci deluderanno e quindi sarò la prima tifosa a tifare per loro. Mi auguro e aspetto tutti i tifosi, come sempre il mio pensiero è sempre per loro, per gli ultra, e mi auguro davvero che ci saremo in tanti, non solo per aiutare la squadra a livello economico, ma soprattutto per aiutare i ragazzi che stanno dando il meglio di loro stessi. Abbiamo visto anche una partita domenica scorsa molto molto importante, giocata benissimo, quindi mi auguro che i ragazzi facciano la stessa cosa, ma direi che sono sicura che non deluderanno sicuramente. Ho sentito che c'è molto fervore intorno, tutti vogliono vedere questa grande partita, quindi io sono felice di questo. Speriamo di riuscire a portare veramente a questa città, a questa società, quello che merita e quello che è anche giusto per i tifosi che sono stati sempre comunque fedeli a questa Akragas. Io ci sono da un anno qua e devo dire che è impossibile non innamorarsi di questa squadra e anche di questa città. L'Akragas domenica affronta la capolista Canicattì, una partita che si preannuncia spettacolare, emozionante. Alfonso Cipolla, tra l'altro, è un ex.
Sì, sarà una partita spettacolare perché comunque si affronteranno due organici di spessore e il Canicattì ovviamente sta facendo bene, viene da noi con molto entusiasmo, però noi siamo pronti a dare questa battaglia e a cercare di regalare questa vittoria soprattutto ai nostri tifosi. L'Akragas è pronta, ma sono pronti anche i tifosi biancoazzurri che oggi hanno assistito all'allenamento e incitato la squadra. Sì, devo essere sincero, i ragazzi ci stanno sostenendo tantissimo, oggi sono qui a vedere l'allenamento e spero che anche il pubblico risponda abbastanza presente per domenica e a darci una mano perché abbiamo bisogno soprattutto anche di loro. Pablo Piuca, che Akragas servirà domenica per battere il Canicattì, ma soprattutto che Canicattì ti aspetti all'Esseneto? Vabbè, come ha detto Alfonso, un Akragas concentrato su ogni pallone con la grinta di portare questi 3 punti a casa. Loro cosa faranno non lo so, io mi preoccupo di più per noi e portare questa vittoria. Noi proveremo a fare di tutto e a portare questa vittoria per darle gioia alla gente, non solo ai tifosi, l'ultra, sino a tutta la gente che speriamo che viene domenica allo stadio. Serie B di basket maschile, domani domenica 20 novembre la Fortitudo Agrigento gioca alle ore 18 a Reggio Calabria. La Fortitudo è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato, insegue la quinta. L'allenatore Michele Catalani commenta: arriviamo da una vittoria, quella contro Avellino, conquistata grazie a una buona prova difensiva e sicuramente l'obiettivo è quello di crescere ancora, soprattutto a livello di intensità e di presenza mentale per tutti i 40 minuti. Affrontiamo la Viola Reggio Calabria che è reduce da 2 vittorie consecutive ed in un ottimo momento di forma. Sappiamo, conclude Catalani, che sarà una partita complicata nella quale dovremmo essere solidi senza mai regalare niente. Pallavolo femminile, Serie A2, domani domenica 21 novembre a Porto Empedocle al Palamoncada alle ore 15 la Pallavolo Aragona Seap dall'Icardillo gioca contro Macerata, vice capolista del campionato a pari punti 16 con il Brescia. Si tratta senza dubbio di una partita difficilissima che promette spettacolo ed emozioni. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.